La giornata nazionale del ricordo del sacrificio dei lavoratori italiani nel mondo è stata ricordata oggi a Favara, su iniziativa dell'Associazione Italiani in Europa, presieduta dall'avvocato Danila Sollazzo, con il presidente onorario Giuseppe Arnone, presso il cimitero di Piana Traversa, ai piedi del monumento che ricorda i lavoratori, i minatori morti durante il compimento del proprio lavoro. Si sono riuniti il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, quello di Agrigento, Francesco Miccichè, presente il parlamentare Lillo Pisano e con loro naturalmente gli esponenti dell'associazione e tantissimi emigrati che, ritornati a Favara per le vacanze, hanno voluto presenziare a questo importante appuntamento. Il giorno dell'8 agosto ricorda la tragedia di Marcinelle, la miniera del Belgio dove morirono tantissimi italiani, e proprio la sicurezza sui luoghi di lavoro è il tema principale affrontato anche negli interventi della manifestazione di questa mattina. Ma sentiamo le interviste. L'8 agosto 1956 morirono 136 italiani, di cui 5 siciliani. Oggi ne ricordiamo il sacrificio per aver dato lustro e soprattutto con le loro braccia aver dato e rafforzato l'economia di un'Italia che nel dopoguerra era stata sconfitta e che in virtù dell'accordo tra l'Italia e i paesi europei noi davamo braccia ai giovani e loro ci davano del carbone a prezzo scontato. È una storia triste. Oggi, nella ricorrenza della giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, come ogni anno noi siamo qui per ricordare queste gesta e soprattutto la loro memoria, per far conoscere alle giovani generazioni come è nata l'Italia nel dopoguerra. Purtroppo ancora si piange per morti sul lavoro. È una tristissima piaga che tutti noi, a parte le norme che sono derivante per legge di approvare nei cantieri del lavoro, ci sono sempre purtroppo i morti. Oggi l'Italia è uno dei fanalini di coda rispetto a questa classifica triste. Speriamo che il legislatore e soprattutto il sacrificio che hanno offerto i nostri lavoratori possa funzionare come un freno rispetto alla consapevolezza che la sicurezza sul lavoro è la prima cosa che bisogna attivare. Sì, oggi per noi è doveroso, ma lo facciamo da tantissimo tempo. Fortunatamente la sensibilità nella nostra città, legata anche al fatto che siamo stati una città mineraria, una città di zolfatai, quindi abbiamo chiaramente l'idea di cosa succede e quali sono i sacrifici, lo ricordiamo ogni anno. Adesso c'è anche un invito da parte della Prefettura a rendere questo giorno un giorno, una ricorrenza da ricordare tutti, ma è bello sensibilizzare questi giorni, i sacrifici che si sono fatti nel passato, ma soprattutto che le stragi sul lavoro purtroppo continuano e non hanno ancora fine. Nel 2025 pensare che ci possano essere ancora vittime sul lavoro è qualcosa di veramente allucinante. Sì, oggi ci troviamo a Favara e alle mie spalle c'è il monumento in memoria delle vittime delle miniere, ma anche, come dicevi tu, bisogna ricordare tutte le vittime del lavoro che giornalmente, ahimè, rappresentano una piaga per la nostra società. L'8 agosto del 1956 a Marcinelle in Belgio ci fu una tragedia tremenda dove morirono 162 minatori e di cui 136 erano italiani, 5 erano siciliani e 2 proprio agrigentini, Baio e Reale. È importante la presenza nostra qui, è importante anche farlo ricordare ai nostri giovani, perché gli antenati, i loro antenati sono quelli che poi hanno formato l'economia dei nostri territori. Io voglio ricordare non solo le vittime di Marcinelle, ma tutte le vittime veramente che ogni giorno cadono sul posto di lavoro, perché oggi la vittoria, come dicevo poco fa nel mio intervento, è quello di mantenere la sicurezza più alta possibile all'interno del posto di lavoro. È una cosa gravissima che ogni giorno muoiono 1-2 persone ancora, diciamo, nel 2025 in Europa, in Italia soprattutto, quindi soprattutto rafforzare i controlli per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.